Franco Bettin. Io volevo solo segnalare che in sala abbiamo appunto l'assessore provinciale Paolo Della Vecchia e l'assessore Bettin, che sono due figure istituzionali che di fronte a dei problemi similari a quelli di cui stiamo discutendo, quindi minaccia, hanno reagito in modo radicalmente diverso dalle risposte che sta dando il sindaco di Caorle. Allora io adesso darei la parola a Rossella Muroni, che è direttrice di Lega Ambiente, rassicurandola che non debba sentirsi per nulla straniera qui, anzi. Non avrebbero mai capito dal mio accento. Allora è planata un'ora fa a Venezia da Roma e negli ultimi settimane ha soggiornato a lungo nella Terra dei Fuochi, a sottolineare l'impegno che ha Lega Ambiente in quei territori. Ecco, lo sforzo che ha cercato di fare l'osservatorio in queste settimane è proprio quello di sottolineare che la vicenda di Caorle, con le implicazioni e i rimandi che ha e che hanno fatto ben emergere gli interventi di prima, appunto, non è solo una questione locale. Quindi ci tenevamo e ringraziamo moltissimo il fatto che siano venuti sia Enrico Fontana che Rossella Muroni, e quindi per nulla stranieri, anzi fratelli in questa battaglia. Volevo anche segnalare che è stata fatta un'intervenzione parlamentare da parte di Giulio Marcon di SEL 2 o 3 settimane fa su questo. Forse, avendo ben delineato quali sono i percorsi della criminalità organizzata grazie agli ultimi interventi, adesso forse una delle domande è: bene, i criminali si muovono così e hanno queste potenzialità di pericolo, di inquinamento delle istituzioni, delle decisioni, proviamo a vedere, oltre al fatto di tenere desta la coscienza, rivedersi, aprire percorsi di conoscenza come quella di questa sera, vediamo un po' quali potrebbero essere delle strade, anche rispetto alla tua esperienza nazionale su questo impegno. Sì, buonasera a tutti, grazie a voi dell'invito. Noi come Lega Ambiente dal 1994 pubblichiamo il rapporto Ecomafia. È un rapporto che negli anni è cresciuto, io lo racconto, diciamo, prendendomi il merito di altri, nel senso che Enrico Fontana è veramente il creatore sin dall'inizio di questo rapporto, e abbiamo voluto raccontare ormai da 20 anni l'impegno spesso molto solitario delle forze dell'ordine e degli amministratori che ci credevano e ci credono tuttora nella lotta contro la criminalità organizzata, e in particolare l'interesse legato all'ambiente e in particolare al ciclo dei rifiuti e al ciclo del cemento. E allora la prima cosa da dire sulle ecomafie a 20 anni di distanza è che le ecomafie non hanno confini, cioè credere che siano relegate al sud e che riguardino una porzione del nostro territorio, come dire, può essere un pensiero rassicurante, non è assolutamente una falsità. Lo sforzo che abbiamo fatto in questi mesi sulla Terra dei Fuochi è raccontarla al di fuori della Terra dei Fuochi, perché la Terra dei Fuochi finisce in Campania, nella provincia tra Napoli e Caserta, ma parte da tutta Italia, soprattutto dal nord e anche dal Veneto. Nella Terra dei Fuochi hanno sepolto rifiuti tossico-nocivi moltissime aziende del nord e molte aziende venete, e come ha anche sottolineato il procuratore Roberti, quello che stiamo registrando è che le ecomafie non conoscono neanche più un unico indirizzo della lavorazione, un'unica direzione della lavorazione, ovvero il traffico dei rifiuti non conosce più un'unica direzione nord-sud, ma c'è una circolarità per cui, insomma, anche i territori del nord iniziano a essere interessati da interramenti di rifiuti tossico-nocivi. Allora, quello che gli altri due fenomeni che noi stiamo registrando e di cui bisogna prendere atto, non bisogna avere paura, è inutile negare. La cosa più pericolosa nella lotta alle mafie, alle ecomafie in particolare, è la negazione, no? La cosa di cui si diceva prima, sono, come nel caso di Felice Maniero, sono ladri di polli, e poi invece si scopriva che era un'organizzazione con tutti i crismi, quasi scientifica. Ecco, la mafia ha cambiato molto negli anni
e piano piano ha assunto spesso il volto dell'impresa, dell'imprenditore, e quindi ha sempre più calpestato un terreno attiguo a quello della legalità, con delle alleanze e dei collegamenti importanti, inquietanti e molto pericolosi. Si diceva il rapporto con la politica, l'urbanistica è necessariamente ed evidentemente un terreno di scambio, di sovrapposizione, di osmosi, se non economica, spesso culturale. Purtroppo questo paese, mentre ha delle forze dell'ordine che sul territorio davvero fanno un'operazione incommiabile, io l'ho vista appunto nelle province di Napoli e Caserta, lì lo Stato c'è, non c'è la politica. Non c'è la politica, ma lo Stato c'è, perché ci sono i carabinieri, c'è il corpo forestale dello Stato, il territorio come dire, conosce la presenza delle forze dell'ordine. Quello che manca è l'azione, la voglia del decisore politico di cambiare la storia di quel territorio, di intervenire e di impedire che le cose vengano fatte. Le forze dell'ordine possono, come dire, reprimere, no? Il fenomeno, ma non possono creare condizioni a monte affinché il fenomeno stesso non avvenga. L'altro dato, dicevo appunto, questa contiguità, questi terreni di contiguità per cui alla mafia è consentito anche un po' di cambiare volto e di infiltrarsi in maniera osmotica nella società, è uno dei fenomeni più inquietanti che stiamo registrando. L'altro fenomeno molto preoccupante è che la criminalità organizzata non conosce crisi economica. E è un business in crescita sia per quanto riguarda la gestione dei rifiuti sia per quanto riguarda il cemento. Negli ultimi anni si è registrato un crollo dell'edilizia legale, così non è stato sul cemento illegale, c'è stata una leggerissima flessione, ma insomma è anche comprensibile. Noi abbiamo da poco lottato strenuamente contro il decreto legge Falanga sull'abusivismo edilizio. Noi abbiamo gridato a piena voce il fatto che introdurre una graduatoria e condizioni e paletti ai magistrati, quei pochi magistrati e quei pochi sindaci che vogliono abbattere gli abusi edilizi, vuol dire mettere i bastoni tra le ruote alla legalità, a quello che invece lo Stato dovrebbe garantire tutti i giorni, che i magistrati e le forze dell'ordine provano a fare, e poi invece arriva il legislatore con un decreto del genere. E noi il 20 febbraio faremo un convegno a Roma intitolato "Mentre l'Italia frana, il Parlamento condona", proprio a sottolineare il fatto che c'è una discrasia quasi insopportabile, storica, che grida vendetta rispetto al fatto che c'è un paese, un territorio che sta conoscendo dei fenomeni molto importanti, molto drammatici, anche di mancata sicurezza del territorio, sia per quanto riguarda i crimini, ma anche per quanto riguarda le conseguenze di quanto viene consentito, anche in termini legali, perché guardate, l'Italia che frana, che crolla, che va sott'acqua, molto raramente è l'Italia dell'abusivismo edilizio, non c'è una sovrapposizione che salva le coscienze, spesso sono case, insediamenti o condonati o assolutamente regolari, cioè gli è stato consentito di costruire lì, nei greti dei fiumi, nelle aree di espansione, mettendo, oggi abbiamo presentato con la protezione civile, Legambiente ha presentato il nostro annuale rapporto ecosistema rischio, la Legambiente collabora con la protezione civile ormai da 10 anni, noi siamo l'unica associazione ambientalista che ha le squadre di protezione civile, proprio perché registrando poi i fenomeni normalmente ti viene voglia di mettere in campo delle azioni per aiutare, no? Anche a risolvere i problemi pratici che si vengono a creare. Ecco, noi abbiamo registrato che ormai l'82% dei comuni in Italia è a rischio idrogeologico, ha un rischio forte in caso di precipitazioni, capite che è come dire, ha un dato strutturale e che però potrebbe essere affrontato. Ci sono 6 milioni di nostri concittadini che sono a rischio tutti i giorni proprio perché vivono in dei territori in cui è stato permesso di costruire in una data maniera e nessuno ne deve rispondere da un punto di vista legale, perché poi spesso le indagini, le azioni anche giudiziarie che possono essere fatte sono molto
lunghe, farraginose, individuare le responsabilità in questo paese è davvero troppo difficile. E è anche per questo che noi da 20 anni, quest'anno Enrico facciamo 20 anni di battaglia per l'istituzione nel codice penale dei reati ambientali. In questo paese il principio chi inquina paga ancora non è garantito, appunto è difficile stabilire le responsabilità, è ancora più difficile proprio, come dire, attribuire all'attacco all'ambiente un valore di reato, e quindi si capisce perché negli anni sono successe tutta una serie di cose, da cui sicuramente la Terra dei Fuochi è il caso più eclatante, ma insomma veramente adesso quello che sta emergendo sulla discarica di Pitelli in Liguria, quanto è avvenuto in questi anni sul fronte dell'abusivismo edilizio, cioè tutto torna, no? Tutto è stato possibile non a caso. Allora, per venire qui al Veneto, insomma, io non mi sento mai straniera, nel senso che poi girando in lungo e largo questo paese ho imparato ad amarlo tutto, sono molto fortunata in questo, perché ho imparato che questo è un paese molto bello, ma la cui bellezza non è compensata spesso dalla bellezza della politica, anche se poi appunto viaggiando incontri degli amministratori che ti sono accanto e che apprezzano il fatto che la società civile si organizzi e che metta in piedi anche meccanismi come l'osservatorio ambiente e legalità, che guardate è uno strumento non semplice da gestire per un amministratore, perché poi quando si inizia ad osservare le cose si vedono e poi quando le vedi e hai il dovere, ti senti come dire, nel compito delle tue funzioni, le devi denunciare, devi andare avanti, e poi nel momento in cui arrivano le minacce bisogna avere secondo me la capacità di, senza voler giudicare nessuno, di cogliere l'importanza che un esempio in quel caso si dà. Qual è l'esempio che si dà alla cittadinanza? Cioè l'esempio della paura, con tutto il rispetto per la vicenda personale, per un amministratore pubblico è un esempio molto pericoloso da dare per tutti, è un messaggio un po' di difficile gestione delle conseguenze. Allora, una delle cose che volevo sottolineare, non mi dilungo molto, promesso Gianni, è la distinzione tra insediamenti e infiltrazioni. L'infiltrazione dà secondo me un'illusione. L'infiltrazione è una cosa che arriva, che però può essere riassorbita. Purtroppo ormai nel nostro territorio, e qui in Veneto vale ugualmente, bisogna parlare di insediamenti, perché da luogo del riciclaggio, registrando la serie storica anche dei dati che emergono dal rapporto ecomafia, dal luogo del riciclaggio il Veneto, il nord-est in particolare, è diventato un luogo in cui la criminalità organizzata ha un interesse di controllo del territorio, cioè non gli basta più investire i soldi e stare nell'ombra, ma anche credo, diciamo, cercando di tenere ancora un profilo basso dal punto di vista pubblico, però insomma c'è un interesse in più a essere presenti e avere un controllo diretto sulla gestione del territorio e sul modello di sviluppo. Questo è fondamentale. Allora io non voglio, come dire, la Lega Ambiente è un'associazione di cittadini, che a un certo punto ha deciso di attivarsi, e quindi io so qual è il valore della cittadinanza attiva, però è pur vero che i cittadini, come dire, possono fare solo un pezzo del percorso, e soprattutto per continuare il percorso devono avere delle risposte molto precise della politica. Però è pur vero che i cittadini hanno un potere incredibile, che è il potere del voto. E allora scegliere un voto piuttosto che un altro nel momento in cui quel candidato va alle elezioni e propone un modello di sviluppo piuttosto che un altro non è una cosa da poco, perché in questa zona in particolare, ma nella zona costiera in Italia, guardate, questo vale un po' in tutta Italia, il modello turistico che si è scelto, la monocultura edilizia sulla costa, a 1 metro dal mare, un po' tutta uguale, un po' tutta snaturante, facciamo un po' tutto Rimini, con tutto rispetto per Rimini, adesso spero che non ci sia una componente Rimini senz'altro, però voglio dire, con una monocultura edilizia e turistica ha consegnato il territorio a un certo modello di sviluppo che sicuramente ha reso questo, lo diciamo nel dossier
bellissimo, poi lo posso dire perché non l'ho scritto io fisicamente, però nel dossier molto bello scritto dall'Osservatorio Ambiente e Legalità qui in Veneto, ha di fatto reso questo territorio un nastro di urbanizzazione continua, e questo non può non avere conseguenze sia sulla sicurezza del territorio, come dicevo prima, ma anche su che tipo di interesse e di appetiti scatena questo modello di sviluppo. Nel 2012 la Commissione Nazionale Antimafia, per diciamo, non essere troppo invadente nelle dinamiche locali, ma la Commissione Nazionale Antimafia registrava infiltrazioni mafiose nel Veneto sin dagli anni 70, quindi è inutile nascondersi dietro un dito o illudersi appunto che sia un fenomeno esatto, in generale dalla Chiesa fu, diciamo, tra coloro che lo dissero in maniera chiara. Allora è evidente che c'è un problema vero, oggettivo, che va registrato, monitorato e osservato, e sicuramente il settore dell'edilizia, per i ritmi che conosce in questa regione, è un settore molto interessante, e uno dei fenomeni, io credo, più importanti da rilevare, soprattutto in un momento di crisi economica, è quello a cui si faceva giustamente prima riferimento, lo diceva Dianese, le aziende che in difficoltà vendono. C'è un bacino di, come dire, di disperazione da cui si può attingere in questi ultimi 5-6 anni, cioè il fatto che non si riesca a affrontare in maniera legale la crisi economica, ovvero ancora una volta che la politica non dia risposte serie, fa sì che c'è qualcun altro che dà risposte. Sei in crisi? Te la compro io la tua azienda in crisi, basta che tu continui a farmi da prestanome e io ti risolvo la vita. Allora capite che in un paese in cui gli imprenditori qualche volta sono arrivati anche a togliersi la vita, insomma è un meccanismo reale che si può mettere in moto. L'altro fenomeno che volevo sottolineare, e chiudo, lo chiamiamo nel dossier, secondo me, molto in maniera molto puntuale e giusta, il fenomeno delle sregolazioni ambientali, dell'urbanistica contrattata. Si può fare molto per favorire le ecomafie, oppure si può non fare alcune cose. Un paese, un territorio senza regole, ovvero dove è semplice derogare alle regole, parlo dei piani urbanistici approvati e che poi vengono, come dire, deroga su deroga, di fatto negati punto per punto, è un territorio sicuramente più fragile, più in preda agli appetiti speculativi. E se invece in questo paese ci fossero amministratori locali che a un certo punto dicono no, questo è il piano urbanistico approvato e questo rimane, non ci sono regole, non ci sono deroghe, le regole vengono fatte per essere rispettate, non per trovare poi immediatamente l'escamotage e fare il contrario di quello che si è appena approvato in Consiglio Comunale, che è il luogo che rappresenta il volere dei cittadini. Non è retorica, è il meccanismo della democrazia. Allora, oltre a un problema di legalità, un territorio come dire, in preda agli appetiti speculativi della criminalità organizzata, è innanzitutto un territorio in deficit di democrazia, ed è per questo che la soluzione è molto molto in mano alla politica. Grazie.